Avete mai visto un televisore a colori da 1000 pollici? Ecco, questo è il centro vitale di un televisore a colori. Qui abbiamo applicato la protezione Chrono System CGE. Qui no, basta uno sbalzo di tensione. Vedete cosa può succedere senza una protezione come Chrono System? Chrono System CGE protegge più a lungo la qualità del colore anno dopo anno. Le buone maniere. Sì, è bello. Ragazzi, stiamo avendo uno dei più alti mignoli di gradimento della storia della televisione. Ci hanno scritto, bella la trasmissione, grillo parlante, anche l'ambiente. Ci ha scritto un architetto, ci ha scritto tu lettere dove hai fatto, c'è una lettera che arriva che hanno detto dici che architetto ha fatto tutta questa cosa qui, le cose che vogliamo fare un ambiente come questo, era una lettera da Re Bibbia. La televisione ha successo, quindi andiamo avanti. Per la serie Buone Maniere parliamo delle buone maniere, ovviamente. Donna Letizia è inutile che dica, che ci scriva che siamo all'avanguardia con l'educazione, che non è così, invece è così. Oggi i tempi sono cambiati, una volta l'educazione era diversa. Una volta, per esempio, uno che mangiava a casa aveva un ambiente, l'unico momento per parlare un po' era quando si mangiava a casa. Arrivava il bambino da scuola, mi ricordo io andavo da scuola, mio padre diceva, com'è andata? Io dicevo, beh, la maestra dice, non si parla quando si mangia. Allora stavo zitto e parlavo mentre mangiavo, non parli quando c'è il mattino in bocca, insomma c'era un colloquio, c'era un cappello con una P, mi viene cappello, un cappello nella minestra. L'educazione cosa diceva? Prendere il cappello, non dire il cappello che vomitavano tutti, ma dire c'è un cappello e se potevi lo rimettevi da dove era caduto con un po' di tempo. Adesso state calmi, adesso com'è cambiata la situazione? Adesso si mangia con la televisione. Allora che cappello? Sei lì che mangi, guardi la televisione, ti puoi mangiare delle parrucche. No, non senti niente. C'è gente che durante... C'è stato uno che mentre mangiava guardando la televisione si è grattugiato il telecomando e poi succede una cosa incredibile che sarà successa a tutti. Quando sei lì che mangi o vedi il telegiornale e non digerisci più con quello della sera, se vedi quello della notte vai a letto con gli incubi. Poi c'è anche questo fatto incredibile che succede, perché sei lì che stai mangiando, magari la mamma ha fatto, non so, i ravioli. Sei lì che mangi i ravioli, stai per prendere il primo boccone di raviolo, guardi la televisione, cos'è un brufolo? Che te lo fanno vedere col disegnino, ecco, pluff che esce, le cose. Poi vedi uno, ecco, Brufalo Bill, che è uno con la faccia piena di ravioli da tutte le parti. Ti viene... Allora, la pubblicità nefanda. Poi ci sono quelle, proprio quando mangi ci metto un po' di formaggio, la forfora. Pubblicità sulla forfora, che l'avete mai visto com'è questo qua della forfora? È uno che sta giocando a biliardo, no? Uno dice, hai una sigaretta? No, e gli arriva una slavina che copre tutto il biliardo, arriva il padrone, cosa è successo lì? Cosa è successo? Arriva uno e gli dice, senti, perché non usi questo shampoo? Che mi ha incuriosito perché questo qui che gli dà lo shampoo, dove l'ha preso? Io mi immagino che esca di casa già con pieno di shampoo e vada per bar a cercare gente che gioca a biliardo, perché questo prende lo shampoo, si fa lo shampoo, cambia scena nella pubblicità e vedi lui che gioca a ping pong. Arriva una fighettina giusta e gli fa, Marco, ma che bei capelli, gli fa così e gli rimangono in mano dei ciucci. E tu sei sempre lì che mangi. Sei sempre lì che mangi. Arriva il secondo, dici speriamo di poterlo mangiare, uno stufatino buono, guardi Kit Kat, il gatto Kit Kat che ti dicono anche da cosa è formato, cuore, polmone, ossa tritate. Il vostro gatto sorriderà con cosa. Allora prendi lo stufato e te lo rovesci addosso, cosa devi fare?
Allora, a un certo momento finisce la pubblicità, dici, ah, posso digerire. È finita la pubblicità, nefanda, posso digerire un po'. Prendi un caffè, un amaro, dici, tanto c'è tribuna politica, sei lì, pam, esce Pietro Longo così che tum, ti rovina tutto e sei rovinato per tutta la vita. Ciao a tutti, grazie. Ciao ragazzi, però l'ultima, massima, è questa di questa serata, è un detto autunnale. Non si muove foglia che lo spazzino non voglia. Ciao a tutti, grazie.